E oggi andiamo a Sauris, in questo paese bellissimo nelle nostre montagne friulane, e siamo ospiti di Antonella e di questo albergo molto bello e molto accogliente davanti a questo focolare, che un tempo era la sede dell'archivio di tutta la vallata. Era la sede dei notai e quindi qui passavano un po' tutti perché lasciavano le testimonianze dei contratti. Abbiamo due testimoni che ci racconteranno la vita di questo splendido paese che un tempo comunque era agiato, si viveva bene qui perché la pastorizia, l'allevamento e comunque anche il mondo contadino trovavano i loro spazi, i loro raccolti, quindi era gente serena e al tempo stesso però aveva questo modo molto gioioso, felice di vivere. E quindi le testimonianze sono veramente molto piacevoli e interessanti. Allora, torniamo alle comunità saurane, che a me mi piace un disastro. Allora, c'è semenaviso per poter mangiare anche durante l'inverno, perché è un freddo boy, chi si smette. Sì, in genere qua che ieri frutti ai santi venivano 20-30 centimetri. Poi dopo verso la metà di novembre in pratica veniva neve a sufficienza, che quella volta i lavori erano nei boschi, chi riusciva a fare qualche giornata in mese di novembre erano come regalate, no? Poi quel periodo lì arrivavi al solstizio di primavera, si apriva e quindi si seminava l'orzo, bei campi di orzo, perché Grazie. Era uno degli alimenti base dell'alimentazione locale, l'orzo. Poi le patate, la segala, il lino cresceva. Il lino perché? Perché del lino facevano i tessuti, no? Facevano i tessuti che poi era quel periodo lì, erano tutti tessuti fatti sul posto. Chi lavorava? Le donne lavoravano, gli femmini? No, in genere tessevano i maschi. Ah, sì. Potete anche i fulani, nessun problema. Ioms? Sì. Ah. Sì. Chi alla testa, io penso che erano, non talvolta disora, chi 1, 2, 3, 4, 5, e in tutto il paese deve essere stato un 7 volte tessitoso. Sì, facevano un po' di tutto ognuno, no? Perché cosa vuoi? E era quindi il team per lavorare al guardia, il team per lavorare alle siale e il team per lavorare lì. E dopo Marangon, oltre che lì, per fare bisogno familiare, no? Difatti in ogni casa era il banco di Marangon. Sì. Per fare i lavori in chiesa di una tavola, per sistemare gli attrezzi, per fare gli slitti, per portare il fen fuori le dang d'inverno sulla neve, si faceva le strade sulla neve
per menare fuori il ledan, e poi ripeti si arriva di portare il ledan insomma dai prati, in maniera dopo di distribuirlo in giù, che in giù dove c'è senza aiuto, no? Ah sì, portavi il sparsore, perché, sì, giustamente. Io mi pensi di essere stato col Tiaval, no? Con la slitta, con gli stangis, no? Si metteva in traverso una tiadena sulle gambe da ur della slitta e si lava via fin al Rio di Pieltinis, quando era in 30 cm di neve, per Massedala, così si glaciava migliore e era la strada più bella d'inverno che non d'estate, via per Interdolve. Cioè che diventava dura. Diventava dura. Qui dovevi sia i contadini che comunque semenavi il vuardi, le siale, il lin e tutto, e dopo eri i marangos, ma eri anche i boscaioli che tiravi su. Sì, E facevi tutto loro. Sì. C'è bestie svevi sotto stali. Peuras, vacchias, chiavai e il purcito. In ogni teatro era il porcito, che addirittura, no, in genere fumavi già il prosciutto in che volta e lo vendevi per comprare il maialut piccolo, il porcitutto. Ah. Il prosciutto affumicato l'è su già in che volta. Perché che è tan buono, come questa è una tradizione che dove... appunto, dopo facevi, cioè, erano cinos qui, sì. stier, che di come per in la platassi. Sì. Un minuto. Sì, ma scusate, ma mica nome che Norcino. Il Fari. Il suonador. Suonador aveva una diatonica, una fisarmonica diatonica che spicciolutis, no? E quindi si faceva anche tesserati in testale, al suonavi o cantavi anche? Testale. Allora, là che si cantavi, sì. che a volte radios non era, televisione se ti manco, no? E cantavi in due, cioè era in coro dappertutto. Dopo che ha cominciato a cantare che era in paias, finito due teatri. Te pareva, è sempre così. E allora, ma l'origine dal paese, no? Allora, Salute. Viva. Chi che te has qui era un archivio sul sottetto, era un archivio di tante carte di storia, e è venuta un'alluvione, aveva portato via il tetto, insomma, partita tutta questa roba. Peccato, sì, perché l'origine dal paese ha anche documentazione che risale all'ultima parte del XII secolo, no? L'origine, che naturalmente chi probabilmente era Bosch l'ha perduto, no? E i primi abitanti venivano non dall'Austria ma dalla Germania, no? Andiamo un passo indietro, per l'archivio che era qua, qui erano notai proprio, era la storia di Sauris qui, che dopo è andata distrutta per il maltempo, che quindi mi sembra che era Peccato, sì. all'inizio del 1900. Sì, quindi è successo ai primi del secolo scorso, Sì, infatti, primi del no? secolo Questa alluvione che... Ma sono tante carte, purtroppo non ci sono più. La ricorrenza dei morti, che sicuramente anche qui in qualche modo si faceva con le case aperte, facevate anche voi la preparazione della cena? Dei gnocchi, Sì. io lasciavo in tal piatto. Allora si suonava le campane, naturalmente, giovani, e qualcuno andava a fare la questua nelle case,
intanto al Rigla, qua all'osteria, bollivano le patate, prendevano la farina, gli ingredienti per fare sugo. Quella volta non c'erano grandi sughi, no? Ma comunque il grasso e salame venivano conditi così e si mangiavano nel vassoio, no? 5-6 forchette e tutti attorno vari tavoli che si consumava così i gnocchi la sera del 1° novembre. E poi lasciavate le porte aperte come si faceva un po' in Carnia dappertutto o qui non c'era questa usanza? Allora, Qui qui il ritorno dei morti facevano. le porte non si chiudevano mai. È vero, è vero. Si divierta. Sì, Beh, ma non c'erano le processioni anche qui, non avete... sì, processioni, racconti? sì, altro che processioni le Ma i facevano. dannati che si diceva che si vedevano erano in quelle giornate lì o era un po' sempre o comunque E accadeva? erano, soprattutto quando c'era maltempo, erano in giro. I dannati poi li chiamavano Ligeponaten, Io Ligeponaten sarebbero dannati. i dannati, ma posati nei punti più pericolosi dei passaggi, eccetera, no? Perché erano dannati, ecco. E quindi eri sempre fers lì e per sempre sì. rincontrarsi a stare lì. Sì. Dopo è stato un periodo che ha portato davanti alla Madonna missionaria, che Simone la chiamava vagabonda. Vagabondo. Madonna vagabonda. Ma non sai se tu ti pensi, Sguerino. Non era la strada in cima Pallatese, era la strada vecchia, ma era una colonna di inti, eri frutto, hai avuto 7-8 anni forse. Quindi tu potevi vedere, tipo, no? A Pizzu, che portava in su questa Ma per la Madonna. strada vecchia, allora? Sì, per la strada vecchia, sì. Che portava in su questa Madonna. Dopo la Madonna, non sai dopo una che l'ha da finire. Da missionaria sicuramente vagabonda. non era stata ferma. No? In qualche banda. Invece, allora, San Valentino era il santo contro il malcaduto, no? Sì, Che lo chiamavano così. sì. E la festa, il 14 di febbraio, la facevano a Priuso. E l'avevano, che avevano il problema, l'avevano messa io a Priuso. Se non che capita un anno che il vescovo viene su per il Troia qui, no? Per il Troia, e allora hanno fatto la petizione, è possibile dare l'opportunità alla Glesiuta qui alla Tese di fare San Valentino, dato che il mese di febbraio può essere neve, è un grum difficoltoso scendere a Priuso, e l'ha dato il benestare di poter fare il San Valentino anche qui alla Tese. E io mi pensi di frutto, era in tanti che soffrivano di quel male lì e venivano in due ci ha messa a chi alla Tese. C'è sintomo si erino dal malcaduco? C'è facendo un Malcaduto, Tonella, tu sai, il malcaduto. Epilessia. Epilessia, sì. Quindi erano tanti epilettici una volta. Mia ce n'era suocera, diversi, era sì. epilettica, sì. Dopo non so se c'era qualcuno. No, ce n'erano diversi. Io mi ricordo che Dopo l'era Sant'Antonio, Sant'Antonio, Che è il di Gennaro, gennaio e e giugno, 13 giugno 13 giugno. e 17 gennaio. Di giugno è che delle malghe, no? Infatti vi fatto la cappella al Pins, ho fatto la cappella via sul percorso delle malghe, con Sant'Antonio, col Purcitut. Quando l'ha visto su in Malghe? In che periodo? Allora, Mai? O a no. Masadore?
Allora, in genere verso la metà di giugno, ma dipende l'inverno come andava, anche alla fine di giugno o i primi di luglio. Addirittura un anno che è venuta la neve in luglio, che qualcuno ha dovuto riportare giù le mucche o chi aveva qualcosa di fieno a casa, ma non ne rimaneva fieno perché sai bene che avevano gli animali per consumare tutto quello che riuscivano a fare, perché le famiglie in gran parte vivevano tutte con gli animali che avevano nelle stalle, no? Che se c'era una mucca da latte in più in stalla, stavi meglio anche a casa. No? Sicuro? Un po' di lavoro, un po' di esperienza si è fatta. Dopo, io a 10 anni là in Malga a fare il pastore, la stagione era in 3 mesi, no, di giugno. Durava poco, dal mese di giugno fino a settembre. Dopo Sì, il 7 fino- settembre, dopo si restava lassù, si faceva privatamente la Germania, finché ora vincere, e che volta la Smonza era in chiamata. Ma non restava erba. Non restava erba, no? Quindi Como que los montes no son llamadas porque pure adesso sta bestias van finendo del in Putin. ottobre lassù. Ma che volta lì restava poca erba. Infatti anch'io 3 anni di Germania su in Pieltines. Sì, però bisognava là, tra i toccucci furono che era restata al... sì, un calven suo di sole, pieno di praschi, figurati. Invece. Pure. Sì, ma erano centenari di bestie, Perché, quindi la mangiano ogni giorno. Addirittura allavi io sotto la strada che per portare su il fas, quello che si portava a fare gli smedis, no? Quando era secco, facevi la meda, dopo restava lì fin la seconda metà di settembre si cominciava a portarlo qua, il fen. Per portarlo su, là che avevi fatto la meda, donde il bosco, proprio che leggi grosso modo così il bosco, no? Sì, parlavi inglese. 3 turnos per portare su il fas, Tre che pausi. un non arrivava a venire su col fas a fare tutto il tir. pensa. Quindi uno aspettava Miece un po' in su. Sì. E dopo un'altra roba, quando chiamava in Las Malgas una settimana intera, passavi mandres e mandres di vacchias aquí. Due con che champignons, c'è biel senti, sì. ton. Tu la sentivi, quando venivi io dal Pura, no? Tu la sentivi già fin qui. Quindi non erano come i vostri besti, se che dal Basco venivano. La gran parte veniva... Bon, a Sauris, che il periodo lì, erano grosso modo 1000 capi di bestiame bovini. Ma ne avete tantas malgas, Ah, ecco. Un po' là, ma ne tantas vacche che venivano di fuori, Facevi già anche l'albero del maggio, il primo di mai? Niente. No, che so. No, che sono, si usava. Che so, era la fiesta tradizionale del Prindi d'Alanca, si lava la in chiesa per chiesa. Ah, il primo dall'anno. Sì, l'ultima sera. l'ultima sera con la stella, chiesa per chiesa. E la prima di, senza stella, augura il buon inizio, Il buon principio. il buon principio, sì. E si piantava, era una serie di canzoni, sì, ben fatti il disco. Ah, che non l'hai mai sentito? Sì. Adesso. Ieri Mol è stato fermato per via del coronavirus, ma se no, in Posans, Sì, altro chi è la che. testa ieri in Mol. Che ti ne dura, ecco. Portavi anche le bestie a Benedì? No, veniva passava il predi. Passavo per Stavis? Sì. Sì. Quindi è. Sì, quando veniva bene lì gli stiasis, no? Ah, Benedì in le Vabbè, Stavis. sì. Quindi portavi sul quartiere dopo al predi. Sì. Dopo parece. Io un po' di storia. Sì, ma uno sta cominciando un po' Dopo a inquadrarsi. sulla faccenda dei lavori di Bosch. Ah, anche Così, e dopo chi
dentro la Valchi, dentro era la teleferica che partiva dalla Novaccia, che andava fuori, appena fuori la galleria dal Puin. Dopo il Puin, fu la galleria, era il quarto Il quarto della teleferica. teleferica, che arrivava in Legnam tutta lì. Io ma ero in teleferica dentro, in linee. Io penso che sono l'unico che mi pensa che calava sì, su sì. Pario di Pietre, che è più detto, sì. se no nessuno si pensa poi. Che di fatto che lì era tutta la teleferica che correva con la a forza motrice Aghe. Era la matta, no? Sì, ma partiva lassù sotto Monderiu, dentro, no, sotto Valuta, veniva giù, dopo era una secondaria che andava su In plan di Veltri. Plan di Veltri, dopo che che veniva su sotto i Metristalli, che ti hai detto. Sì, sì, sì. Mi pare, perché mi pensi che io dura a lavorare, quindi dal 53, che penso che appena finita la via che legniamo lì, Giavada. E che teleferica lì, l'ultima volta che ha corretto, che la via da Snovaccia, era dal 63, e io facevo il cracciolare, è stato uno degli ultimi a fare la cori. Chi invece si faceva i manis degli attrezzi, gli schlittis, fatti in una maniera che non le ne era fronte con che venivano fatti in pezzi fu. Sì. Quindi avete più le tradizioni antiche che avevi scritto. Ma con una cura, veramente, sembrava che una di alta genealogia, no? Che l'altra è roba così di Precisione, delicata, sì, come il taurino, veramente, lavorato. sì. Pensa. Non è che voi, se cerco capisci, io lavoravi tanto per arrivare a mantenersi chi fersi, insomma, quindi tutti per pestiasi, per sopravvivere, anche dopo il freddo uno potevi spulare via. Allora, quando eri fruttio, venivi a frotte a elemosinare. Qualchidun veniva con qualche ciastigna o qualche meluccio, via, ma la gran parte veniva a domandare e basta. No? Ma venivi di sotto? Venivi di pezzi, addirittura dalla Val Canale venivi a elemosinare. Cioè, come vediamo, di lassù, sì. Di esagerni, se può dire. Quindi Sauris risultava come un puestiore, un puesto che potevi venire. Ma insomma, nessuno le Latvia senza nuova, Nessuno le Latvia senza nuova. Magari una ponta di sedon, di onto, no? Io non ho mai saputo che un di Sauris si di là ha elemosinato. Quindi avevi un'economia forte che arrivavi a tenere bot bene. Ma il linco facevi su altri, l'avevi su a vendi, anche era sempre fatto per stiasi, sempre per restare in chiesa. Sì. Facevi partecipare per fare i vestiti. No? Quindi facevi le dote, le femmine, sempre con il linco. Io in Timoli su io di me bisnonna Anna Maria. Sono in Timoli, sono in Chiesa Vecchia. In Chiesa Vecchia, lì dentro, in Chiesa Armasa, di roba vecchia, ha un valore inestimabile. Sì. Avevi i sui di lana o avevi un po' di discorso? Discorso? Sì, dalla vigno a togliere i discorsi. Sì, perché cano era blava, quindi... Allora, quando era fatta la tana, no? Io sai che lì che dormivi ogni fradi, addirittura d'inverno sul lenzuolo era la brina. Era la brina. Con la giulugna addirittura. Io vorrei di cricare. Viva! Salute! Salute!